I conti che non tornano, i farmaci che non si trovano. Centinaia di scatole di medicinali antitumorali dal valore fino ai 10.000 euro ciascuna sparite dal magazzino della farmacia ospedaliera di Treviso. Indagine risalente al 2021 che conta 5 indagati, il direttore dell'epoca della farmacia e altri collaboratori stretti. Un furto da 320.000 euro. L'inchiesta, partita dopo la denuncia da parte dell'ULSS 2 riguardante delle irregolarità nella conservazione dei medicinali nelle farmacie ospedaliere di Oderzo e Treviso. Dopo un primo controllo dei NAS nell'estate 2021 nel laboratorio galenico del capoluogo e nelle rispettive farmacie. Proprio durante i controlli e la segnalazione ai militari da parte dell'azienda sanitaria, alcuni farmaci salvavita erano spariti. Allarme che ha fatto scattare nell'immediato la perquisizione dei NAS. A mancare un centinaio di scatole trovate, alcune conservate nell'armadietto dell'ufficio del direttore della farmacia e altre 69 dentro un sacchetto consegnato spontaneamente ai militari da una magazziniera. 320.000 euro il valore dei farmaci salvavita destinati alla vendita al mercato nero estero ad un prezzo molto più alto, probabilmente diretti anche in Russia. Ma l'ammontare del danno economico per la struttura sanitaria della Marca è rilevante e ancora in via di quantificazione. Indagini ancora in corso. Sulla vicenda l'azienda sanitaria che aveva fatto partire la denuncia non rilascia alcuna dichiarazione, ma fa sapere che sta fornendo la massima collaborazione agli inquirenti al fine di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti.